Competenze, professionalità, creatività e passione, queste sono le parole che hanno determinato il successo della quarta edizione del Coffee Show Latte Art svoltasi a Siracusa. La manifestazione ha visto il trionfo del giovane barista parmense Luca Primiani, il quale, oltre a meritare l'accesso diretto alla finale che si terrà a Rimini nel 2015, si è aggiudicato anche il premio Fabbri Premia il Futuro. Conoscenze, competenze e innovazioni, il motto del Coffee Show Latte Art, perché Siracusa, città dedicata al turismo e via dicendo, se non abbiamo nei pubblici esercizi del personale qualificato e preparato che sappia un minimo di storia, accogliere bene il cliente, valore aggiunto sta in che cosa? Vogliamo fare anche un decoro nel cappuccino, nel caffè macchiato? Cioè quello è il valore aggiunto che troveremo dove? Nel cassetto finale. Il premio speciale cappuccino siciliano, riservato ad un barista siciliano che ha utilizzato caffè e latte siciliani, è stato conquistato dal siracusano Giuseppe Fiorini. Nell'ambito della giornata sono state molteplici le iniziative che hanno attratto un numeroso pubblico. C'erano poi altre postazioni dove facevano fare anche delle dimostrazioni gratuite di decorazione di cappuccini, quest'arte di decorare il cappuccino. Infatti la tappa che si è tenuta a Siracusa era proprio la selezione dei baristi italiani provenienti anche dal nord Italia, da Treviso, da Roma sono venuti, dalla Toscana e anche dalla Sicilia, da Palermo.